Suona come una presa in giro per i sindaci della Marca la nota che il Ministero dell'Interno ha chiesto alle prefetture di tutta Italia di inoltrare ai comuni. Li si invita a realizzare progetti per l'integrazione della comunità Rom. I 3 migliori saranno premiati dal Consiglio d'Europa. Apriti cielo, saranno i fatti di cronaca, sarà la crisi. Il dispaccio ha sollevato le ire di più di un sindaco, a cominciare dal passionario Riccardo Szumski, reduce dalla non celebrazione del 2 giugno. Arrabbiare, mandato letteralmente fuori dai gangheri, perché è impossibile ricevere in una situazione in cui siamo messi questi messaggi che sono provocatori nei confronti dei comuni. Cioè, dovremmo spendere soldi per fare progetti per l'integrazione dei Rom, ma se li integrino loro. I comuni sono alle prese con ben altre emergenze sociali e al solito il patto di stabilità non agevola. Noi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini, abbiamo famiglie sfrattate, abbiamo famiglie che non pagano, non riescono a pagare le bollette, che non hanno lavoro, abbiamo bambini minori che dobbiamo seguire con costi crescenti e queste sono le preoccupazioni di uno Stato, ma è una vergogna incredibile, cioè io ormai non ho più peli sulla lingua, ma da un pezzo, ma adesso proprio mando tranquillamente tutti dove meritano. Una nota quanto mai inopportuna in questo periodo, conclude Szumski, che non fa altro che fomentare lo scontento e che stava bene lasciata in un cassetto. Ma l'integrazione nella scuola l'abbiamo sempre fatta, nel sociale l'abbiamo sempre fatto, extracomunitari, regolari, irregolari, gente in difficoltà. Alla fine sono quasi aiutati più loro che i nostri concittadini che pagano fior di tasse. È questo che non può andare bene, anzi non va più bene per niente, per cui su questa proposta la respingo al mittente e anche molto arrabbiato.